Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo sulle spese all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo, costato 67 milioni di euro in poco meno di 21 mesi. La Procura Generale per la Regione siciliana, guidata da Pino Zingale, ha aperto un fascicolo sulle spese della struttura simbolo della lotta al Covid, retta fino al 31 dicembre scorso dall'ex commissario provinciale per l'emergenza Renato Costa. I magistrati contabili stanno passando al setaccio i fondi usati per pagare i precari e portare avanti le attività di vaccinazione, screening e assistenza domiciliare ai positivi. Passiamo alla politica. Nonostante sia il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè all'Ars non ha più il nome del partito e passa al misto. Il gruppo era formato da 3 componenti, uno in meno rispetto a quanto richiede il regolamento dell'Ars. È solo una questione tecnica, sarà gruppo misto Forza Italia, ha detto Miccichè. Al suo fianco resta solo Michele Mancuso, giacché il terzo componente del gruppo originario, Nicola D'Agostino, ha scelto di iscriversi al gruppo di Forza Italia all'Ars, quello degli Schifaniani, che adesso gode di 11 parlamentari. Un 35enne di Catania è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex convivente. La procura etnea ha richiesto e ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte dell'uomo, che si sarebbe reso responsabile di continue vessazioni psicologiche e fisiche anche in presenza di uno dei figli minori della coppia. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne messinese già noto alle forze dell'ordine per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze dell'abitazione dell'uomo e per questo hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, durante la quale hanno trovato e sequestrato circa 90 grammi di hashish già suddivise in dosi e 600 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.